cornucopia di benvenuto a Villa dei Cedri in questa mostra sulle colline UNESCO. È un tralcio di vite antica disegnata con un ramo di vite con uva matura e secondo me è come una cornucopia, un portafortuna, qualcosa di gioioso, la miglior cosa che possiamo offrire a chi viene in questo territorio. Lo scopo di questa mostra è di far conoscere la storia di questo territorio, in cui ci sono vari protagonisti e ci sono stati per millenni tanti protagonisti da un punto di vista umano, da un punto di vista artistico, culturale. Allora iniziamo dall'Istituto Cerletti di Conegliano, che è stata la prima scuola di enologia fondata in Italia nel 1876. Da Conegliano, da dove inizia anche la prima strada del vino creata in Italia, che arriva naturalmente fino a qui a Valdobbiadene, creata da Giuseppe Mazzotti, direttore per ben 37 anni dell'ente provinciale del turismo di Treviso. Sopra una pergola di vite in autunno e sotto due viti antiche intrecciate fra loro che si sostengono a vicenda senza un palo di sostegno, perché così si faceva un tempo quando il legname era prezioso per il riscaldamento. A Farra di Soligo abbiamo una villa palladiana che assomiglia a Villa Emo del Palladio, un po' più in piccolo, estremamente graziosa, luminosa, in mezzo al paesaggio verde, e ha la particolarità di avere davanti, anziché un giardino, un vigneto di viti antiche dalle forme più stravaganti. In questo territorio fondamentale è stata anche la presenza delle abbazie, non solo di Follina ma anche di Santa Bona di Vidor, fondamentali dal Medioevo in poi per il governo del territorio, soprattutto delle terre e delle acque. Anche in pieno inverno si possono vivere momenti molto interessanti in questo territorio, soprattutto al tramonto, quando la luce scontorna il paesaggio stesso e la terra si confonde col cielo. Infatti in questo quadro ho rappresentato il tramonto che illumina le colline in fondo, con il cielo che continua sopra. Sul cielo ho proiettato la mappa di questo luogo, come dire, come un camminare fra terra e cielo.